Tu sei speranza del mio cuore, nell'ansie mia te m'affido, vicino a te non ho timore, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Tu sei il mio gaudio, mia fortezza, del tuo amor non mi priva. Da te io spero la salvezza, non sia vano il mio sperar, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Cristo eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Renderò luce delle nazioni,
perché tu porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e ancora oggi proclamo le tue meraviglie. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Gloria e lode a Cristo Signore. Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa coi suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simone Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché di ora?
darò la mia vita per te. Rispose Gesù, darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterei il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Parola del Signore. I misteri della passione, rinnovati nella memoria della Chiesa, sono ormai prossimi. Vanno celebrati non come avvenimento del passato, ma come grazie del presente, per attingere la dolcezza del perdono divino. Il profeta Isaia, nella lettura odierna, profetizza Israele, strumento di salvezza nelle mani di Dio. Quanto è detto di un servo singolare del Signore, motivo di salvezza e sorgente di luce nel mondo, si avvera pienamente in Gesù Cristo, nei misteri della sua morte e della sua risurrezione. Sono avvenimenti di liberazione, di illuminazione. Chi li vive sperimenta la luce di Dio, la salvezza di Dio. Tra i discepoli, Giuda non ha compreso la venuta del Messia promesso con la sua povertà, il suo amore, la via della sua croce. Nell'umiliazione della croce Gesù è esaltato e il Padre Celeste è glorificato, dal momento che per questa via l'umanità è redenta. Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, tutti i discepoli fuggono, l'uomo pecca, Dio è sempre pronto a perdonare per mezzo dei ministri della Chiesa. Dio ha un progetto di felicità per ciascun uomo e niente può impedire la sua volontà di salvezza. Dinanzi alle nostre sconfitte, confidiamo in Lui e preghiamo. Salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Nella Chiesa tu sei amato, ma per la nostra debolezza sei anche tradito continuamente. Aiuta le comunità cristiane a testimoniare il Cristo crocifisso, umiliato ed esaltato. Preghiamo. Salvaci, Signore. Con la voce dei poveri spesso ci inviti a te, ma quasi sempre ci allontaniamo indifferenti. Indica alla comunità degli uomini la via della riconciliazione. Preghiamo. Salvaci, Signore. Ci chiedi di servire con amore, ma noi desideriamo piuttosto essere serviti. Allontana dal cuore dell'uomo la sete del potere che opprime e distrugge. Preghiamo. Salvaci, Signore. Ci scandalizziamo per il tradimento degli altri, ma chiudiamo gli occhi sulle nostre molteplici colpe. Non permettere che
che qualcuno giudichi e condanni confidando unicamente in se stesso. Preghiamo. Salvaci, Signore. Dividiamo lo stesso pane eucaristico, ma siamo resti a fare comunione con il prossimo. Rendici pane spezzato che, alla sequela del Cristo, sa condividere le ansie e le gioie dell'umanità. Preghiamo. Salvaci, Signore. Ti affidiamo, Signore, nel giorno del suo compleanno, il padre Anselmo. Donagli di essere tuo apostolo e per questo dona salute al suo corpo, serenità allo spirito e pace nel cuore. Ti preghiamo. Salvaci, Signore. Padre, non guardare le nostre colpe, ma la tua bontà. Te lo chiediamo per Cristo, che per amore nostro è sceso nelle profondità del dolore e della morte, e ora siede con te nella gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unica e il vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi contiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, l'offerta della tua famiglia. Tu che la rendi partecipi di questi santi doni, fa che giunga a possederli pienamente nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna.
benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, e insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Abbi pietà. La comunione il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Mistero della cena, il corpo di Gesù. Mistero della croce e il sangue di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà.
Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, perché con questo sacramento che ci nutre nel tempo, tu ci renda partecipi della vita eterna per Cristo nostro Signore. La tua misericordia, o Dio, liberi dalle insidie dell'antico peccato il popolo a te fedele, che renda capace della santità di una vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie per le vostre preghiere. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Vergine, o saluti, come l'agnolo anche io. Ave o plene d'ogni grazie, il Signore è con voi. Daimi un'occhialate, con che il voli splenda amor, o Gran Maria Immacolate, o colombe dal Signor, piele l'albe mattutine, viene un agnolo dal Signor, ma vo Vergine divine, vos es le plui di lo, faisi donghe o chiare mari, con che il il bambino, che o lo occhiali, che o lo tocchi, che o lo bussi, che il ninin, che o lo occhiali, che o lo